Salve e ben ritrovati. Oggi voglio dedicare questa puntata alla mia mamma, perché questi dolcini ce li faceva lei per la prima colazione. Lei li chiamava pastarelle sciroate. Che senso ha? Non lo so, forse perché invece del coppapasta, della biscottiera, li faceva a bastoncini e poi li tagliava e li infornava. Elementi semplicissimi. Che cosa ci serve? Allora, 2 uova, quindi un po' di strutto grasso che dir si voglia, più o meno 90 grammi, poi che sono 100 va bene lo stesso, 175 grammi di zucchero, 90 ml, 100 di latte, una bustina e farina quanto basta. Diciamo che sono ingredienti semplicissimi, poveri, niente di che, niente di particolare, nessuna euforia, nessuna cosa. E noi erano ben graditi. Allora noi cominciamo con la preparazione. E ovviamente un saluto alla mia mamma. Le mamme, se non ci fossero, bisognerebbe inventarle, perché nonostante lei ha fatto un duro lavoro, però a noi ci coccolava con tutte queste delizie, tutte queste cose. Allora, sbattiamo le uova, aggiungiamo lo strutto per lavorarlo bene, perché sostanzialmente questo strutto rende morbido il biscotto. Quindi intanto lo facciamo un po' grossolanamente, che poi lo continuiamo a lavorare con le mani. Aggiungiamo il latte. Ecco qua. L'impasto, come al solito, non deve essere né troppo duro ma nemmeno appiccicoso, la giusta consistenza che è lavorabile sostanzialmente. Lo zucchero, l'unica cosa che mi sembra eccessiva è questo zucchero, però non lo so, era così, la ricetta è così, la mamma ce li faceva così. Una volta si usava in questi dolcetti l'ammoniaca, che sono delle bustine, anzi all'epoca non c'erano le bustine, te lo doveva preparare il farmacista. Sostanzialmente è un agente lievitante, questo è il di più. Ci sono le bustine di lievitanti per dolci, però prima come agente lievitante si usava o l'ammoniaca o il bicarbonato, anche perché all'epoca queste bustine non c'erano. Poi nel tempo è stato usato come ricetta, nel senso dice no, se ci vuole l'ammoniaca ci vuole l'ammoniaca, invece no, perché sostanzialmente basta sostituire l'ammoniaca con la bustina di lievito per dolci. Quindi lavoriamo questo strutto per bene. Ecco qua. Iniziamo a mettere piano piano la farina, sempre per il discorso di non fare i grumi, anche se poi la lavoriamo con le mani. Mia mamma faceva la fontana sulla spianatoia, io per cercare di fare meno macello possibile preferisco prima lavorare i liquidi nella ciotola e poi passarli sulla spianatoia. Ecco qua. Mettiamo ancora della farina perché è troppo liquida ancora. Ovviamente raddoppiate tranquillamente la dose. Io con questo non so quanto ce ne vengono perché io praticamente l'ho dimezzata la dose, sempre per lo stesso discorso. Vediamo un pochettino, perché fra poco ci caliamo le mani qua, perché se no con sta forchetta non ci sbrighiamo più. Intanto accendiamo il forno, mettiamo una bustina di lievito per dolci, ecco qua, e continuiamo a lavorare
con altra farina. Il forno sempre 180 gradi, per i dolci è sempre quella la temperatura. Ovviamente se è un forno ventilato abbassate di qualche grado la temperatura, diciamo a 170. Poi per quanto riguarda i dolci, i forni vanno usati e mano a mano riuscite voi stessi a regolarvi la temperatura in base ai dolci. Quindi non vi preoccupate se magari dice mamma forse ci ha messo un po' di più, è perché poi è una questione anche di forno. Allora mettiamo un po' di farina sulla spianatoia che continuiamo a lavorare l'impasto sulla spianatoia. Ecco qua. Mia mamma avrebbe detto, quando ne va trovando, fallo direttamente sulla spianatoia, chi dessa ciotola. Però io faccio così. Comunque mi contraddice sempre mia mamma, Ormai è normale. Ci laviamo le mani. Ecco qua. E continuiamo il nostro lavoro. Ovviamente l'impasto deve essere morbido, sempre per quanto riguarda i biscotti, l'impasto morbido, lavorabile ma morbido, altrimenti questi biscotti verrebbero duri e poi a mangiarli non è una bella sensazione. Questo è troppo morbido, ancora dobbiamo metterci altra farina. Ecco qua. Ma diciamo che va bene così, perché poi mano a mano che lo lavoriamo, se ci fosse bisogno di aggiungere farina lo faremmo senz'altro. E allora lasciamo questo panetto un po' così, perché nel frattempo noi che facciamo? Abbiamo intanto acceso il forno e ci prepariamo la nostra teglia da mettere i biscotti ed infornarli. E allora puliamo sempre le mani, ecco qua, e passiamo all'esecuzione vera e propria dei biscotti, semplicissimi come vi ho detto, non sono, anche perché il tempo era quello, quindi diciamo non ci vuole una preparazione, un'esecuzione difficile. Che cosa bisognava fare a questo punto? Prendere un po' di pasta, ecco qua, fare dei bastoncini, ecco, lo lasciamo bello morbido perché sennò poi in forno, ecco qua, la nostra teglia con la carta da forno. E tagliamo questi biscotti a bastoncino. Ovviamente più è la grandezza e più la cottura è lunga, però noi cerchiamo di mantenere in tempi anche per sfruttare i tempi televisivi, perché 10-15 minuti di cottura, sempre quel discorso là. Ecco qua. Se avesse visto mia mamma queste misure un po' sbilenche, uno più grande e uno più piccolo, sicuramente mia mamma mi bacchetterà, perché dice sta imbrogliuna, falli tutti perfetti, falli tutti uguali. Sì mamma, ma non è che ci dobbiamo prendere la misura, l'importante è che il prodotto è buono. Poi lei, proprio perché diciamo per esagerare, no? Visto siccome zucchero ce ne avevamo messo poco, lei cosa faceva? Ce ne metteva anche qua sopra
prima della cottura ci faceva una passata di uovo e ci metteva sopra dello zucchero, però poi viene troppo carico, lasciamolo così com'è, perché comunque sono buoni lo stesso, eh? Poi dopo, al limite, dopo la cottura, ci mettiamo sopra un po' di zucchero a velo, così evitiamo quest'altro. Diciamo che a vedersi non sono belli, nel senso che è un semplice biscotto, però ragazzi, voglio dire, sono buoni, quindi alla fine poi non è, sì che l'occhio vuole la sua parte, però alla fine, voglio dire, noi dobbiamo anche avere un prodotto che il gusto ci guadagna, no? Quindi la bellezza relativamente. E allora finiamo sta fila, così li inforniamo e così li vediamo insieme, intanto che io poi finisco gli altri. Erano per la prima colazione, quindi la mattina al posto di brioche, vabbè, brioche non ce n'erano quando ero piccola io, non esistevano queste brioche, quindi la mamma comunque la parte dolce della giornata ce la regalava lo stesso. Inforniamo, ecco qua, e continuiamo a finire i nostri biscotti. Poi le ricette classiche, secondo me, sono sempre quelle gradite, anche perché poi esagerare con gli ingredienti, con le aggiunte, è un po', diciamo che esageriamo un po', e come tutte le cose non è che il troppo stroppia, si dice, sia per un discorso di quantità minime, sia per un discorso di esagerare negli ingredienti, insomma, ecco. Poi troppe aggiunte possono compromettere la riuscita di un prodotto o comunque anche il gusto, perché troppi aromi, non penso che la giusta dose di tutte le cose. È semplicissimo farli, vedete, in pochi minuti, non sono preparazioni lunghe, quindi ragazzi non lamentiamoci, non abbiamo tempo, abbiamo il tempo, perché vedete, noi siamo qua, lo sto facendo con voi, i tempi, l'orologio l'avete, vedete l'orologio, quindi i tempi sono quelli, ci sono pochi, piccoli, sì, sono quantità minime, ma voglio dire, non è che uno li deve fare in quantità industriali, cioè per noi va bene così, anche perché ne facciamo pochi e abbiamo sempre la freschezza, ok? Quindi perché magari esagerare nelle quantità o nelle cose? La sera, nel frattempo che ci godiamo un po' la televisione, le possiamo fare tranquillamente, non è nemmeno tutta questa fatica. O la domenica, visto che adesso siamo obbligati a stare a casa, e la domenica ce li facciamo. Non possiamo uscire, non possiamo fare quello, non possiamo fare quello, assembramento, e facciamo, ci prepariamo i dolci per la settimana, così almeno la colazione è bella che pronta. Mo ve ne sto facendo tanti biscotti, quindi hai voglia a scegliere il gusto, il modello, quindi avete molte alternative, basta solo ci manca solo un po' di buona volontà. Ecco qua, intanto ci controlliamo il forno perché stanno andando che è una meraviglia, e dobbiamo dedicarci una canzone alla mamma o ai biscotti alla mamma. Mamma, solo per te la mia canzone vola, mamma, ma con te tu non sarai più sola, quanto ti voglio amare, una canzone d'amore che na 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 nel mio cuore
forse non si usano più, mamma, ma na 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 na, mia più bella sei tu la vita, e per la vita non lasciami mai più. Scusatemi, che io non è che sono una cantante, però mi piace, anche perché è un modo, cantare è bello, ti rilassa, ti riempie la giornata, ti dà un po' di ottimismo, quindi cantate, cantate che è meraviglioso, Almeno questo effetto, se sono nervosa canto e mi rilassa tantissimo. Quindi provateci anche voi. Non dobbiamo andare a Sanremo e quindi possiamo tranquillamente cantare a casa che non ci sente nessuno e via. Ecco, mettete ogni tanto un po' di farina se vi rendete conto che il nostro impasto appiccica sulla spianatoia. Quello è ovvio sempre, al di là delle quantità e di quello che abbiamo messo dentro. Ecco, con questa dose, con questa metà dose, chiamiamola così, che io ho diminuito, vedete un po'? Quindi ce n'è per fare un'ottima colazione per qualche giorno. Quindi voglio dire, la domenica ci dedichiamo a fare biscotti per la settimana. Magari ne fate più di un tipo, in modo che vi trovate poi... Sono bellissimi, solo che li dovevo distanziare un po' di più, perché si stanno appiccicando, ma a noi che ci interessa, vanno bene così. Allora, vi ripeto la ricetta giusto per qualche distratto. Io ho fatto una metà dose, quindi potete tranquillamente raddoppiarla. Che cosa abbiamo messo? 2 uova, abbiamo messo una bustina di lievito per dolci, 90 grammi di strutto, 90 ml di latte. Ovviamente se sono 100 va bene lo stesso, quei 10 ml in più o quel grammo in più non ci compromette la ricetta, anche perché la farina quanto basta, nel senso che deve assorbire i liquidi, è una cosa che vi ripeto sempre. Quindi 175 grammi di zucchero, mi sembra di avervi detto tutto. Quindi è semplicissima, molto semplice. E il latte, ve l'ho detto, sì, che ve l'ho detto. E allora ci siamo quasi, intanto ci prepariamo il piatto da portata. Solo che questi piatti sono chiari e non vi nascondo che i biscotti sono chiari. E quindi già vediamo come possiamo fare. Fatemi pensare. Quello rosso passione, anche perché per la mamma, voglio dire, rosso amore, e in questo caso che lo dedichiamo alla mamma, quindi ci mettiamo questa nota di rosso, proprio per fargli capire l'amore che abbiamo tutti ovviamente per la mamma, e ci prendiamo sto zucchero a velo, vediamo un po' se ce n'è, no. Ecco qua. E allora, ci siamo? Vediamo un po'. Ragazzi, questo forno! Un altri 2 minuti e ci siamo. Intanto ci prepariamo lo zucchero a velo, così ce lo spolveriamo sopra. Già sono bianchi, ci mettiamo lo zucchero a velo, allegria, però per evitare il discorso dello zucchero che faceva mia mamma, che lo metteva sopra in cottura. Quindi noi facciamo così, che se no a rigore chi ce lo vieta possiamo ciao, allora possiamo metterci sopra, che facciamo prima, un po' di cacao, però noi ci mettiamo lo zucchero sopra che dà più sapore
il cacao amaro un pochettino poi rischiamo che ne impinge. Ok. Mamma, la mia canzone mia più bella sei tu la vita e per la vita non lasciar mai più. Mamma, mai più. Mo si avvicina la festa delle mamme, ma la mamma va festeggiata sempre, ragazzi. Non è che dobbiamo aspettare. Quelle sono, diciamo, quelle ricorrenze che ti ricordano. Chi dice non di scordare, un po' come un onomastico che va festeggiato lo stesso, perché no? Ovviamente quello non ci preclude il fatto che la mamma è come una mamma. Non ci sono aggettivi, non ci sono, è tutto, è il mondo, è l'universo, è tutto. Va bene, che se no ci intristiamo, perché io la mia mamma non ce l'ho vicina e quindi mi intristisco un po'. Perfetto, qua ci siamo. Ecco qua. Sono belli gonfi, ma sono bianchicci. Ecco perché mia mamma ottimizzava in quel modo, mettendo un po' di, diciamo, di rosso d'uovo sopra con lo zucchero. Ma a noi va bene così. Quello è più lungo, quello è più ma sono di una morbidezza e di un gusto unico, anche se gli ingredienti che ci sono dentro non è che siano chissà che cosa, però vi assicuro che sono saporitissimi, buonissimi. Poi sarà che ci sono legata per un fatto proprio di affetto verso mia mamma, non lo so, o per l'infanzia, però ecco qua. Meno male che c'è sto piatto un po' con questa nota di rosso, così almeno, che belli, che meraviglia, che meraviglia. Ci invidiamo gli altri, eccoli qua. E allora, ormai un po' di zucchero a velo. Ecco qua, ragazzi, sono bellissimi. Buona prima colazione a tutti e un biscotto di questi vi farà, diciamo, che dire, vi farà affrontare la giornata con un sorriso, con dolcezza, perché ne abbiamo tanto bisogno. Buoni biscotti a tutti e un abbraccio forte a tutte le mamme. Ciao mamma.